Questa invece ha un'altra forma completamente, non è la forma di una coffetta, ma è una vera e propria borsetta a portafoglio. Queste sono le finestrelle laterali, rifinita con applicazione di questi fiorellini ricamati dorati, queste cornicette a roselline in ottone e queste perline cucite applicate, e rifinita tutto il perimetro con questo filato verde militare di viscosa lucido che riprende qui in questa mia rifinitura al logo la sua mini borsetta ciondolo, sempre utilizzabile indipendentemente dalla borsa perché si apre alla sua capienza, quindi da contenere delle chiavi, da contenere qualcosa di importante da teleportare con sé, perché è agganciata alla bretella di cortesia e quindi utilizzabile a sé stante. Sganciando questa bretella la borsa si può portare a mano e la mini borsettina si può portare a tracolla. La bretella di cortesia da un lato è rifinita con tutti questi anellini del viscosa verde militare ed è tutta poi intrecciata con questo filato nella lavorazione uncinetto. Sul manico io ho applicato in questo momento come definizione, come decorazione, ho applicato questa spilletta che può piacere anche da utilizzare così se si indossa a tracolla. Può anche piacere questa simpaticissima spilletta perché esteticamente è molto particolare. Se invece si deve indossare la borsetta, la si vuole indossare a mano, basta sganciare la spilletta per poterla indossare a parte e quindi la borsetta la si può utilizzare come classica borsetta a mano e la spilletta può essere indossata tranquillamente applicata su un abito. A questa borsetta io ho abbinato, ho realizzato questi graziosissimi orecchini nel filato verde militare. Guardate che sono, che dolcezza che sono queste coffettine. Tutte interamente ricoperte con le stesse perline, anche l'anellino del ciondolo è tutto con le perline e i cristalli, quindi raffinate ma allo stesso tempo molto spiritose, molto allegre da indossare con la borsa perché richiamano la lavorazione della borsa, filato, perline, tutta la lavorazione della borsa, ma utilizzabili anche indipendentemente con la spilletta su un altro capo di abbigliamento, su una bella camicia bianca e jeans. Altro accessorio che ho realizzato coordinato a questa borsetta è una cintura realizzata con la stessa lavorazione della borsa, identico filato, identica lavorazione con fibbia, da indossare su un bellissimo jeans, bellissimo pantalone che risalta il colore neutro del filato della cintura. Questo verde militare lo rende molto giovanile, utilizzabile sia da giorno che da sera. Borsa, cintura, orecchini e spillette, tanti pezzi che si coordinano tra di loro. Guardate che grazioso è la coffettina indossata. Mie care amiche,
Grazie sempre per il vostro apprezzamento e ci vediamo al prossimo video con le mie prossime creazioni. Buon pomeriggio, grazie sempre.